I campanili delle chiese di Santo Stefano, della Madonna dell'Orto, di San Pietro di Castello e di San Martino di Burano saranno restaurati grazie a finanziamenti del PNRR. Sul territorio veneziano si contano oltre un centinaio di campanili di varie epoche e stili e non tutti godono di ottima salute. Il lavoro fatto dalla commissione che coinvolgeva soprintendenza, curia, prefettura e altri soggetti in città aveva individuato la criticità per 15 campanili. Questi 4 erano quelli che risultano i più problematici e quelli più bisognosi urgentemente di una soluzione. In 3 casi la soluzione urgente arriverà davvero in tempi brevissimi, così come i finanziamenti e la previsione di fine intervento entro il 31 dicembre di quest'anno. San Martino di Burano 2 milioni e 4, San Pietro e Madonna dell'Orto 780 mila euro ciascuno. Sono i fondi del PNRR per la messa in sicurezza dei luoghi di culto assegnati al Ministero, alla Sovrintendenza di Venezia e affidati alla Diocesi per l'esecuzione. L'intervento più complesso è quello che riguarda il campanile di Santo Stefano. Con i suoi 66 metri è tra i più alti di Venezia e sorge nel cuore della città. È contraddistinto da un'accentuata pendenza e osservato speciale dopo alcuni cedimenti fin dal 1902, quando il crollo del campanile di San Marco manifestò il problema della tenuta dei campanili di Venezia in tutta la sua drammaticità. Il campanile di Santo Stefano fu già oggetto di un primo intervento di consolidamento nel 1904. Sarà sicuramente l'appalto più complicato perché ha la caratteristica di nascere, di essere piantato all'interno di un quartiere. Infatti c'è un piano di evacuazione di alcune migliaia di persone. Dovesse rappresentarsi una situazione di rischio, naturalmente le conseguenze sono quelle previste dal piano. In questo momento il monitoraggio ci dice che il campanile continua, il suo percorso piegato su un fianco, ma non è in allarme questo percorso. Si parla di qualche millimetro in tempi piuttosto lunghi. In questo caso è prevedibile che non si possa rispettare la scadenza del 31 dicembre e che si ottenga uno slittamento del cantiere di altri 6 mesi. Santo Stefano ha avuto un finanziamento di 7 milioni, oltre 7 milioni e procederemo con un primo lotto funzionale compatibile con i tempi di conclusione dei cantieri imposti dall'Unione Europea.